Qui con mister Mignone del Castellammare dopo una vittoria importante qui in casa contro la Parmonval. Mister, serviva davvero tanto questa vittoria, questi 3 punti dopo alcune settimane difficili. Adesso finalmente si è visto, soprattutto nel primo tempo, forse il gioco che lei vuole portare a questa squadra. Abbiamo visto 2 assist fantastici di Frisella, 2 gol importantissimi che danno fiducia a Malik Ba, ma in generale è sembrata una prova solida da parte della squadra, soprattutto nella ripresa. Sì, aspettavamo di reagire dopo 2 sconfitte e un pari, aspettavamo più che altro la prestazione e la prestazione in parte c'è stata, perché come hai detto tu il primo tempo sono soddisfatto, abbiamo cominciato a intravedere quello che dobbiamo fare, però il secondo tempo sono veramente scontento di come ci siamo abbassati, di come ci siamo rifiutati di giocare. Non va bene così nel percorso, va benissimo la vittoria, siamo contenti della classifica, ma abbiamo una classifica che ci consente di giocare, lo dobbiamo fare con un po' più di convinzione. Adesso prossima gara contro il Partini Caudace, una trasferta importante per capire davvero cosa vuole fare il Castellammare da grande. Sì, abbiamo fatto 10 partite con un punteggio ottimale, 19 punti sono tantissimi, e arriviamo alle ultime 5 che sono 5 partite difficili con un'ottima classifica, quindi possiamo andarci a giocare partite difficili con la consapevolezza che non abbiamo l'assillo della classifica del risultato, ma è chiaro che queste partite ci peseranno per vedere effettivamente quanto valiamo in questo torneo.